Alla serata vi ho portato, a spaziali ci ho portato. Adesso ci porti anche a casa, anche se la tracca è rotta, io devo tornare. Stai calmo però, perché ti ricordo che io ti ho portato a bere birra scrocca e io ti riporto a casa. Però mo vi lì, perché se a una certa ora non torno mio padre si incazza. Io non so neanche dove si passa. Ma mi sa che vado con suo agio, lui lo sa, guarda che è intellettuale. Là da Belligedo, là, Chi? Questo concheggino? Ma dove vuoi andare? Io lo so dove siamo in Viale Marconi. Dov'è che siamo? In Viale Marconi. Tu sei scemo e tu vai con lui, ma stai tornando a casa Eia. Allora io ti sfido. Ah, che cos'è che fai tu? Mi sfidi? Eh? Sono ubriaco, ma ti sfido. Ah sì? Ah sì? Andà bene. Modalità burrico a retto. Modalità piccione. Pronti? 3, 2, 1, fight! Oh! Chi è che vi stava portando a casa? Tu! Lo sapete cosa mi è venuto in mente? Prima di andare a casa vi porto a fare questo putan tour e tu vieni con me! No, non voglio sentire io, no, non sento niente. Tu, Verginello, vieni con noi a fare il putan tour. Vieni con noi. Il sole sta tramontando, fa buio, arrivano le prostitute. È vero, è vero. Dunque, fammi orientare. Siamo in Viale Monastir, Viale Elmas è da quella parte, dunque... Eh sì, questo è fraghe a tufforio, fraghe pilloni. È la strada giusta, odore di ciccio, sì! Ragazzi, seguitemi! Ehi Attilio, va bene, voglio venire anch'io con te. Sì, ho deciso, mi farò sverginare, ho la minchia a vomiti. Stai calmo però, con il tuo flautino, perepè. Ma cosa vuoi fare? Non l'hai mai usato, stai calmo! Voglio una prostituta. Ne voglio una piccolina. Ce la scopriamo in due, senza chi no. Eia. Allora ragazzi, ce l'avete 10 euro, scollettiamo e tutti a bagasse, aio, dai! Tu Verginello, Pesarindi, tu Gurruru, aio Sardari, aio! Ne voglio una estera.